Maxi parco fotovoltaico tra via Bianchi e via Cavalleggeri a Mogliano. Il comune, così come il comitato di residenti contrari al progetto, ha presentato in regione le osservazioni attraverso le quali punta a bloccare la realizzazione dell'impianto sui quasi 9 ettari ora coltivati a mais. Osservazioni che fanno trasparire come il progetto presenti delle grosse lacune, delle grosse problematiche. Prima di tutto non è stata fatta un'analisi comparativa, non sono state date delle alternative a questo progetto, alternative che sono previste per legge all'interno dello studio di impatto ambientale. Il braccio di ferro va avanti da mesi. Secondo il comune di Mogliano, l'area individuata per il progetto non è adatta per l'alta valenza paesaggistica ed ambientale. Ora sarà la commissione via regionale a doversi pronunciare. Prima verranno controdedotte queste osservazioni presentate dal Comune e dai cittadini. Abbiamo chiesto anche l'inchiesta pubblica in modo che queste osservazioni vengano controdedotte pubblicamente. Si riunirà già qui il 3 di agosto in una prima riunione il Comitato via regionale per iniziare a valutare questo progetto e speriamo che la valutazione alla fine sia negativa.